Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Cambia? Se arriva altri? Ma no, sempre Loredana e Gianquel. Ah, Ma sì, dai, che se coccoli, ormai siamo amici. amici? Sì. Amici se altro. Oh, eccoci, come c'è di qua? Ah beh, guarda, è gradito tutto lui. Ah sì, poi, come al solito. Ah beh, Insomma, ormai oggi, domani c'è Pasqua, eh? Pasqua? Sì. Ma già, gli era carnevale fino a ieri. Ma ti dico, in bottega c'è fuori tutte le colombe, i uovi. Che buoni i uovi. So che a te ti piace. Ah, tu sai sì, ma hai già sciolto? Cosa? I uovi? Ah, ma no, cosa mai? C'è presto. Ah, è buono, ma... Che furia hai? No, buono, mi tegnerò la voglia. Ma sì, dai, quale nuova? E di aspettare ancora un picchio. Ah, sì, sì. Ah, Ciano, Dimmi, sai cosa che mi ha contato Marino? Marino? Sì, Marino, il nostro figlio, il papà di Brian. Ah, e cosa? Mi ha contato che hanno notato Brian a pallone. Hanno notato pallone. Sì, vero Brian? Ah, guarda, sta già pareggiando. Lo hanno notato e così adesso farà gli allenamenti. E dopo i nonni verranno a vedere tutte le partite. Ah, beh, sicuro. Sì, il nostro piccolo, tu vedrai, sarà sicuro bravo. Cosa no? Diventerà un palloniere. Un pallone. Sì, c'hanno un ballonero, non si può dire, sei interesting. Ah. La balla, si la palla e il ballonero, palloniere. Ah, sì, il nostro palloniere. Ecco, bravo. E dall'altra parte... Gian Giulio, ascolta. Oddio mio, aiuto! Ma cosa nasci? Cosa è adesso? Se è un'epidemia, se è una tragedia, aiuto! Calmare, sta calmo, dai, cosa sei nato? Poveratina mia, la sei stata aggredita, la che ha una bestia terribile addosso. Ma che bestia! Qua. Aspetta che guardo. Vara, vien qua. Sì, aspetta. La stavo accarezzando e ho trovato quella terribile bestia tra i suoi peli. Ma boh, fammi vedere, sarà. Sì, guarda, se la vedi a occhio nudo, sei enorme. È enorme adesso. Ma sì, guardila, qua, maledetta bestia, sulla nostra piccola. Boh, ma aspetta. Ah, ma sei una zecca. Oddio santo, veramente? Una zecca? Sì, boh, ma... Allora la verrà sicuramente infettata con quel terribile batterio. Ma che batterio mai? Sì, la nostra Dina adesso che avrà sicuramente il morbo di Lyme. Ma cosa mai? Aspetta, ecco, che l'avevo cavata. Oddio, ma te sono stata attenta? Sì. Che avrà sicuramente lasciato le sue crudeli zampe addosso. Ma no, la stava camminando, non era... Chiama l'ambulanza, il veterinario, qualche don. Ma cosa mai? Per una zecca? Sì, sei terribile, mamma mia. Ma ti ho detto che la stava camminando, non la sei attaccata. Ma dove la sei adesso? Ma chi? La zecca? Sì, quella terribile assassina. Boh, l'ho qua, in un fazzoletto di carta. Ma te la cacciota con le mani? No, c'è una gru per ingrumarla. Dai, ma sei pericoloso. Cosa mai? Te avrai infettato anche a te. Sì, stavo morendo, fa conto. Ma Dina sarà sicuramente stata infettata da quella. No, te l'ho detto che la stava camminando. Ma lei era da sola. E poi che demo pure la pastiglia ogni mese contro ste robe. Sì, ma comunque sarà da fare un controllo. Un controllo? Ma che controllo? Dobbiamo portare Dina urgentemente dal veterinario. Bisogna fare gli esami del sangue, tutto. Scusa, ma per una zecca? Sì. Che non si neanche attaccare. Era Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Orca, cosa è successo adesso? Ma se la sigla, se finì la puntata. Ma
Ma quindi finissi tutto? Ma no, Giangiulio, è la puntata.